Alleluia. Apriamo la Bibbia, leggiamo un passo. Giovanni capitolo 4, leggeremo dal verso 47. Alleluia. Giovanni capitolo 4, dal verso 46, scusate, fino al verso 54. Leggiamo anche il verso prima. Ci dà completezza di informazione. Giovanni capitolo 4, dal verso 46 fino al 54, a Dio sia la gloria. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. L'ufficiale reale gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli disse: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero: tuo figlio vive. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio, ed essi gli risposero: ieri, all'ora 7, la febbre lo lasciò. Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. E credette lui con tutta la sua casa. Questo fu il secondo miracolo fatto da Gesù tornando dalla Giudea in Galilea. Amen. Amen. Comodatevi pure. Questo fu il secondo miracolo fatto da Gesù tornando dalla Giudea in Galilea. Ma dopo questo secondo miracolo ci fu un terzo, poi un quarto, poi un quinto, poi un sesto. E fino ad oggi Gesù fa miracoli. Amen. Alleluia. Alleluia, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Amen. Amen. Leggendo questo episodio, la conversione di quest'uomo e della sua famiglia per mezzo di una malattia che ha toccato il proprio figlio, mi fa pensare che si può credere alla parola del Signore non dando credito al Signore stesso. Se voi avete fatto caso alla lettura, c'è questo ufficiale reale che appena sente che Gesù si trova lì nelle vicinanze, lo va a cercare, lo prega, dicendogli: scendi, guarisci mio figlio, perché sta per morire. E siccome Gesù conosce tutto di noi, Gesù conosceva già la vita di quell'uomo, il cuore di quell'uomo, tanto che non a caso gli dice: se non vedete segni e miracoli voi non crederete. Gesù non parla mai a caso. Amen. Quell'uomo cercava principalmente il miracolo per suo figlio. In qualche modo lui sapeva che quell'uomo particolare, speciale, di nome Gesù, veniva chi ha conosciuto come il Cristo, poteva guarire suo figlio. E cerca un miracolo da parte di Gesù. Vieni, guarisci mio figlio, sta per morire. Se non vedete segni e miracoli voi non crederete. Era proprio il caso di questo ufficiale. Quest'ufficiale, quando poi Gesù gli dice: va, tuo figlio vive,
crede a questa parola di Gesù. E questo credere a quanto dice Gesù produce il miracolo nel proprio figlio. Amen? Amen. Alleluia. Abbiamo letto, Gesù gli disse, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Non credette in Gesù, credette a quella parola in quel momento. Va, tuo figlio vive. Credette perché lo sperava, credette perché voleva, non so, ma credette a quello che gli ha detto Gesù. E questo ha prodotto la guarigione nel figlio. Come stava tornando a casa, i suoi servitori gli andarono incontro e dissero, tuo figlio vive. E volle approfondire la cosa. Ma quando è successo? È successo ieri, all'ora 7. In quel momento la febbre lo lasciò. E quell'ufficiale riconobbe che fu proprio il momento esatto nel quale Gesù gli disse, va, tuo figlio vive. E fu lì, col confronto, col toccare con mano, che credette non solo alla parola di Gesù, ma credette in Gesù. Amen. Alleluia. E credette lui E la sua. con tutta la sua casa. Gloria a Dio. Alleluia. Vogliamo sicuramente fare nostra la parola del Signore. E molti credono alla parola del Signore perché sperano qualcosa. E molti vogliono il miracolo. Gesù non dice a caso, ripeto, se non vedete segni e miracoli voi non crederete. Non lo dice a caso perché ancora oggi, sapete, è così. Molti vanno in cerca del miracolo. C'è la Madonna che lacrima, non so in quale posto del mondo, un segno soprannaturale, si va lì in pellegrinaggio, perché se c'è quel segno soprannaturale, vuol dire che Dio opererà, no? La Madonna opererà. Alleluia, chi opera è il Signore. Ancora oggi, amen. Non ci sono madonne né madonnine, chi opera miracoli è Gesù, amen. Ancora oggi Gesù guarisce, salva, battezza nello Spirito Santo, consola, amen. Ancora oggi Gesù può perdonare da ogni peccato, amen. Ancora oggi Gesù ci ricongiunge al Padre, ci dà comunione con il Padre, quella comunione interrotta dal peccato, amen. Amen. Alleluia, ma la gente ha bisogno di vedere miracoli per credere. Alleluia. Beh, il Signore è così buono che fa anche i miracoli per far credere. Non so perché ha concesso a quell'uomo, anche se sapeva che non ha creduto in Lui, ma forse sapeva che avrebbe comunque creduto in Lui. Che Dio sa ogni cosa, vero? Una cosa so, quello che fa il Signore è buono. Amen. Amen? Amen. Se ci concede quello che gli chiediamo, amen, ringraziamolo. Ma prima di ogni cosa noi abbiamo creduto in Lui, Amen. in quanto persona. Amen. Alleluia. Poi sicuramente, avendo creduto in Lui, è normale che crediamo anche alla Sua parola, vero? Amen? Amen. Quest'uomo anticipa le cose, prima crede alla Sua parola e poi tocca con mano, fa un breve ragionamento, è stato per forza Lui. E allora, famiglia, convertiamoci al Signore, E credete in Lui e la Sua casa. È bello quando crediamo noi e la nostra casa. Alleluia, preghiamo per i nostri figli. Amen. Non smettiamo di pregare, anche se si sposano, diventiamo nonni, ci facciamo vecchi, Continuiamo a pregare il Signore per i nostri figli. Io voglio credere, Amen. io voglio credere Amen. che fino all'ultimo ci sarà speranza per i miei figli. Amen. Gloria a Dio.
Alleluia, perché ho creduto io nel Signore, servo il Signore e so che il Signore è buono. Amen. E purtroppo in questa richiesta che fa quest'uomo a Gesù, vieni, salva i miei figli. Mi vedo io con la mia preghiera. Signore, ti prego, salva i miei figli. Amen. Alleluia, perché anche se non sono ammalati fisicamente, c'è il peccato che uccide. E noi non vogliamo che siano morti, Noi vogliamo che siano vivi come lo siamo noi. Amen. Alleluia, non perché respiriamo e abbiamo una vita naturale, fisica, ma perché abbiamo acquisito una vita spirituale. Perché dando il cuore a Gesù, credendo in Gesù, alleluia, abbiamo anche noi sconfitto la morte. Non abbiamo fatto nulla, ha fatto tutto Gesù. È vero? Amen. Alleluia, Lui ha sconfitto il peccato, la morte. Alleluia. E noi credendo in Lui siamo anche noi vincitori. Amen. Gloria al Signore, ma abbiamo il privilegio di conoscerlo il Signore. Abbiamo fatto un po' di esperienza, abbiamo conosciuto personalmente il Signore. Alleluia, a maggior ragione vogliamo credere anche alla Sua parola. Amen. Alleluia, quindi non vogliamo, quando ci presentiamo a Lui, quando lo cerchiamo, quando leggiamo la Sua parola, quando ascoltiamo anche la predicazione della parola che il Signore ci pone davanti, alleluia, non vogliamo andarcene sconsolati, perché molti credenti dicono, ah sì, chissà se il Signore lo vorrà. Come crediamo in Lui e non crediamo alla Sua parola. Questo è il caso viceversa, no? Quest'uomo prima ha creduto alla Sua parola, poi ha creduto in Lui. Noi vogliamo credere in Gesù e vogliamo credere alla Sua parola. Amen. Se il Signore ci ha fatto una promessa, quella è, Amen. quella sarà per noi la certezza. Amen. Amen. Alleluia, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. È una promessa, è vero? Alleluia, che gli apostoli hanno detto a un uomo che devo fare per essere salvato? Devi fare niente, devi credere in Gesù. Credi in Gesù, sarai salvato tu e la casa tua. Questo significa che non siamo noi a salvare la nostra casa, ma è la parola che dimora in noi, amen? E Gesù che è in noi entra anche nella nostra casa. È vero? Alleluia, i nostri figli vedranno che noi serviamo il Signore e prima o poi saranno anche loro attratti dal Signore. Amen? Amen. Alleluia, anche se sembra che non vediamo risultati, vogliamo essere di quelli che vedono pur non vedendo. Perché? Perché abbiamo fede. E la fede è certezza. Vero? Dimostrazioni di realtà che non si vedono, ma che si sperano. Alleluia, perciò vogliamo essere fiduciosi, alleluia, e dire al Signore grazie. Alleluia. Grazie perché anche se abbiamo in casa, possiamo dire, persone a cui vogliamo bene, persone che amiamo e che non condividono la Tua grazia, Signore, nella nostra vita, io so però che in qualche modo Tu opererai. Voglio crederlo. Qualcuno dirà, ma come fai, fratello, a dire certe cose? Se il Signore non vuole salvare, non credo che il Signore non voglia salvare. Il Signore vuole salvare, amen. Amen. E se gli metto sempre i miei figli in preghiera, gloria a Dio. Non ci stanchiamo. E se mi stanco, voglio dire, Signore, fa che non mi stanchi di pregarti sempre fino all'ultimo per i miei figli. Dio vuole benedire le famiglie. Alleluia. Questa mattina abbiamo letto la prima chiamata dei discepoli, no? E ho fatto caso ad una cosa, che i primi discepoli erano una famiglia. Simone era con suo fratello Andrea. Una famiglia, no? A me. Amen. E poi gli altri discepoli, figli di Zebedeo, Giovanni, figlio di Zebedeo, e l'altro fratello, erano una famiglia. Il Signore vuole benedire le famiglie, Amen. Amen. perché
Mi è stato sempre insegnato che la prima chiesa, il primo nucleo di chiesa è proprio la famiglia. Amen. Alleluia, voglia che il Signore, che veramente nelle nostre famiglie ci siano servi disposti a servire il Maestro. Che bella chiamata, seguitemi e farò di voi dei pescatori d'uomini. Signore, ma puoi fare questo anche nella mia casa, nella mia famiglia? Io so che il Signore può farlo. Amen. Alleluia, gloria a Dio. A volte i nostri figli, sapete, non sono così diversi dagli altri, ma sono nel contempo diversi, perché in qualche modo hanno udito la parola del Signore sin da fanciulli. E qualcuno anche nel grembo di mamma ascoltava già la parola del Signore. Il seme della parola di Dio in qualche modo è sempre stato presente nella loro vita, no? Questo mi fa ben sperare. Amen. Alleluia. Soprattutto so una cosa, che Dio in quanto Padre conosce i sentimenti di noi genitori. Amen. È vero? Amen. Alleluia. So che Egli mi comprende, ci comprende. E vogliamo questa sera, nel tempo che ci rimane, unirci insieme in preghiera. Vogliamo pregare per i nostri figli. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Alleluia.